In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione dei Pensionati ANP e le imprenditrici agricole Donne in Campo di CIE Emilia Romagna hanno promosso al Museo Cervi di Gattatico di Reggio Emilia il convegno Il voto delle donne è un seme di pace e libertà, un'iniziativa dedicata alla celebrazione degli 80 anni della conquista del diritto di voto alle donne, una ricorrenza che richiama uno dei passaggi più significativi nella storia democratica del Paese. La presenza femminile nelle campagne è una presenza storica e importante, ancora di più lo è oggi quando comunque anche le imprese sono oltre il 20% delle aziende agricole a livello nazionale e anche emiliano-romagnolo. Da noi la percentuale è ancora più alta, siamo quasi al 30%, quindi è molto importante. Le donne sono fondamentali nell'impresa, sono le imprenditrici più innovative, molto spesso hanno fatto tipi di impresa molto innovativi, dagli agriturismi alla trasformazione del prodotto, insomma hanno una marcia in più. È importante ribadire il ruolo che hanno, non solo quando sono imprenditrici ma molto spesso anche coadiuvanti o anche all'interno delle nostre famiglie, perché tutte rimangono mamme. Si è parlato di voto, un voto a livello anche politico, ma soprattutto anche il voto delle donne all'interno degli organismi che comunque coordinano l'agricoltura, a partire dalle cooperazioni, ma non solo, anche i consigli di amministrazione dove si gestisce. È stato fondamentale l'ingresso delle donne all'interno della nostra confederazione, con un'associazione Donne in Campo, ma anche all'interno dei consigli delle cooperative, come dicevi tu, è stato importante perché dà una visione diversa rispetto a quella degli uomini, con molta più innovazione, ma hanno anche una grande caratteristica, sono anche molto più attente ai conti, hanno un'attenzione maggiore anche all'organizzazione molto spesso. Quindi è stata non una conquista delle donne, ma è stata una conquista degli uomini poterle avere all'interno dei consigli e all'interno della nostra confederazione. Il voto alle donne è stato il tema conduttore di questa giornata, un voto che non è solo un voto politico quando si va alle urne per le amministrative o per le politiche, ma un voto delle donne anche all'interno di quelli che sono gli organismi economici. Parlo della cooperazione, ad esempio nel territorio emiliano-romagnolo molto diffusa, ma non solo. Il voto indica la presenza delle donne, che vuol dire cambiamento delle cose. Se l'economia vuole crescere deve aprirsi con la testa delle donne, con la loro volontà, con la loro visione del futuro. E cambiamento significa che, siccome è avvenuto nel passato, può avvenire anche nel presente. Noi possiamo pensare un mondo diverso da quello che stiamo vivendo. Lo vogliamo, lo vuole la gran parte dell'umanità, lo vogliono i popoli, a costo anche manifestando della vita, e questo allora vuol dire che è possibile la pace mentre c'è la guerra, è possibile proteggere la terra, il creato, e farne veramente il luogo dell'umanità. Ecco, questa è la bussola, questo è l'8 marzo e questo sono le donne, lo sono state ieri, lo sono oggi, lo saranno sempre. Un peso importante, anche molto importante nel panorama agricolo. Io mi ricordo che andavo da bambini in campagna, c'era mia mamma, c'era mia nonna, il panorama agricolo vede le donne presenti protagoniste, è il senso di una maternità, di una semina continua e anche di una creatività, di un'intelligenza. Io ricordo negli anni 50 mia mamma, che non aveva neanche studiato, aveva un campetto, le hanno proposto di cominciare una coltivazione nuova, il tabacco. E io mi ricordo che abbiamo coltivato il tabacco, che era una novità assoluta. Poi dopo ci sono stati delle conseguenze negative, perché il monopolio non ti dava esattamente quello che ti aveva promesso. Ma quella coltivazione, quei fiori di tabacco, quella novità nel paesaggio, per me è stata straordinaria. Era un modo per dire anche ai ragazzi e ai giovani: continuate così, continuate cambiando e ci sarà un risultato migliore per la vita del mondo.
Un'ultima domanda, mimosa simbolo della festa delle donne, e anche qui è stata l'idea di una donna, una delle 21 costituenti, che stabilì che poteva essere il fiore della mimosa come simbolo delle donne, anche perché è un fiore rustico, un po' coltivato in tutta Italia. Ma io lo capisco, perché l'altro giorno, andando a Roma in treno, scendendo dall'Appennino, tra i pochissimi alberi appena con un fiore c'erano i pruni bianchi e alberi di mimose solo gialli, non c'erano neanche le foglie verdi che si vedevano. Cioè l'inizio della primavera, questo è il tempo, quello era il tempo in cui si pensava un mondo nuovo, e allora non solo la bellezza, ma anche il fatto del tutto naturale, perfino modesto, cioè non hai bisogno di grandi cose, hai bisogno delle cose meravigliose che nascono da sole se trovano intorno lo sguardo che le sa riconoscere. E per questo la mimosa sarà per sempre legata al grande cambiamento dell'umanità con le donne. Un'associazione, quella dei pensionati, che comunque porta avanti quelli che un tempo erano i valori della terra, che vengono riproposti in chiave moderna. Certo, noi siamo l'associazione pensionati, abbiamo il gruppo donne che come associati sono in maggioranza rispetto agli uomini, quindi portiamo avanti tutte le rivendicazioni, tutti i bisogni, le esigenze che le donne esprimono, e andiamo incontro ai nostri associati per capire i bisogni, le realtà, avere le possibilità di andare agli incontri con le istituzioni anche per sostenere le loro richieste. Credo che siamo un'organizzazione forte, collaboriamo, siamo all'interno anche del CUPLA, che è un coordinamento unitario dei pensionati e dei lavoratori autonomi, e devo dire che anche lì c'è un bel gruppo di donne dove comunque cerchiamo sempre di portare avanti le esigenze e le richieste delle nostre associate. Donne in Campo Emilia Romagna raggruppa imprenditrici agricole. Allora, quante siete come donne in campo in Emilia Romagna, quindi come agricoltrici? Ma ufficialmente il 32%, ma alle spalle di uomini ufficialmente iscritti come imprenditori hanno le coadiuvanti, perciò il numero aumenta esponenzialmente, e proprio in questa giornata è giusto ricordare che il diritto del voto alle donne è stato mandato avanti proprio dal fatto che c'erano tante contadine allora, tante agricoltrici che hanno votato per questa causa, perciò penso che dobbiamo dare onore in questa giornata alle donne, e proprio perché siamo nella giornata delle donne invece bisogna pensare che non siamo ancora riconosciute pienamente perché non ci vengono riconosciuti ancora il salario è discriminante rispetto a un uomo. I diritti di maternità e i diritti caregiver rispetto a tutti gli altri lavori, perciò dobbiamo ancora lottare e andare avanti in questa versione, proprio perché le donne devono avere ancora riconosciuti tanti diritti. Quali sono le peculiarità delle imprese condotte da donne? Le donne, la maggior parte sono non lavori di grande fatica, perché la differenza sostanziale da uomo-donna è il fatto della forza, ma noi abbiamo una forza mentale che ci contraddistingue, perciò agriturismi, fattorie didattiche, noi riusciamo, vendita diretta, noi riusciamo a ottenere, a guardare in profondità il nostro lavoro e cercare in ogni ambito, perché l'agricoltura soprattutto in Emilia Romagna è talmente svariata, diversa, perciò chi vitivinicola piuttosto che
frutticoltura o orticoltura o i cereali. Ci sono persone che riescono a lavorare i cereali nella propria azienda rivendendo olio, rivendendo le farine antiche. Quindi con processi di trasformazione aziendale. Esatto, riusciamo ancora a fare reddito proprio per la nostra Creatività. sì. Sì, proprio così. Noi siamo ancora creative. A margine della giornata è stata allestita la mostra Scatti di campagna, fotografie che ritraggono il lavoro dei campi delle imprenditrici agricole.